Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Mercato Batman napoletano. Come è stato? Voglio, spero tutto bene. Allora, in questo video, scusate per le condizioni, ma sto stanchissimo. Allora, in questo video andremo a parlare di calciomercato. Partiamo subito con, Rasmus Højlund, cioè che il Napoli e il Manchester City hanno ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo, quindi è stato riscattato Højlund da un valore complessivo di 44 milioni di euro più aggiuntivi 6 milioni di euro, quindi in totale circa 50 milioni di euro. Poi l'Ajax è vicino all'acquisto di Danis e Ballos, tra l'altro che lo voleva anche il Napoli, e il Real Madrid chiede circa 6 più 1 milione di euro di bonus. Poi il, nell'Udinese Ensukovic, croato classe 2007 del Werder Bremen. Poi abbiamo un Here We Go, cioè quello di Denzel Dumfries. Denzel Dumfries to Real Madrid, Here We Go. Poi Moarevnovic è tentato dal Como. È tentato dal Como, però non c'è solo il Como su, sul giocatore, ma abbiamo anche Inter e Juventus che pensano al profilo bosniaco. Poi un altro Here We Go, cioè quello di Ederson, centrocampista ormai ex Atalanta, si trasferisce ufficialmente al Manchester United. Here We Go, contratto fino al 2030, giugno del 2030, con un'opzione di rinnovo fino al 2021. E diciamo che Ederson, vi racconto un piccolo retroscena. Ederson aveva già chiuso le trattative con gli altri club, a parte il Manchester United, che voleva appunto voleva andare al Manchester United e ci teneva un sacco ad andare al Manchester United, e quindi ha deciso di stoppare tutte le altre trattative con gli altri club. Poi Roma spinge per Greenwood nella prima scelta di Gasperini. Ci sono previsti contatti anche con il Marsiglia. Però le richieste iniziali si aggirano intorno ai 50 milioni di euro. Poi il Napoli sta facendo sul serio per Mario Gila, sta facendo sul serio, e se parte uno tra Olivera e Mazzocchi, potrebbe arrivare Mario Gila. Tra l'altro Olivera, rimanendo sul tema Olivera è nel mirino del Manchester City. No, scusa, no, Manchester City, mi sono imbrogliato con un'altra news. È nel mirino del Fulham, volevo dire, scusate. Poi Milinkovic Savic, portiere del Napoli, può lasciare il Napoli. Ci sono due club stranieri che fanno sul serio sul giocatore, uno europeo e uno arabo, che praticamente stanno facendo appunto sul serio. Hanno chiesto, soprattutto quello arabo ha fatto diverse telefonate in cui sia al club Napoli
che al procuratore del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Però ovviamente l'ultima notizia, cioè l'ultima parola deve essere sempre di Max Allegri. Poi Valentin Antov ha prolungato il suo contratto col Monza di un altro anno, se non sbaglio, no, di un altro anno, di altri 2 anni con il Monza fino al 2027. Poi il Milan punta come allenatore Oliver Glasner, però ovviamente resta viva la pista di Ancelotti, no di Ancelotti, di Arne Slot, resta viva la pista di questo allenatore ex di Liverpool che ha lasciato precisamente l'altro ieri il suo club Liverpool. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, ciao a tutti.